Il maltempo di ieri ha provocato diversi danni, come comunica anche il libero consorzio per le strade di loro competenza. Le strade provinciali consortili della zona di Cammarata, a seguito del naufragio di ieri, ha interessato buona parte delle aree interne della nostra provincia. 4 mezzi meccanici del libero consorzio di Agrigento e dell'impresa titolare del contratto per la manutenzione delle strade provinciali sono immediatamente intervenuti, coordinati dai tecnici del libero consorzio, l'ingegnere Michelangelo Di Carlo, Filippo Napoli e il geometra Cacciatore, insieme al personale tecnico del settore infrastrutture stradali, per liberare le carreggiate dalle enormi quantità di fango e detriti che si sono riversate sui tracciati. Sono chiuse diverse traffiche, tra cui la numero 38 Borgo Pasquale Fuicello, la 39 Soria Casalicchio, nelle quali ancora è in corso lavori di sgombro dei detriti. Le operazioni sono proseguite senza sosta anche nelle ore notturne e stamattina. Nelle strade provinciali 24 Cammarata Santo Stefano Quisquina, la 25 Mussomeri Tumarrano, la 26 Cammarata Confine provincia di Palermo, la 52 Ponte Platani Ficuzza Perciata, la 53 Bivio Sparacia Montoni Nuovo, Ponte Platani Ficuzza Perciata, Cammarata verso Casteltermini e la strada provinciale 14 Racalmuto Montedoro. Si prevedono, scrive il libero consorzio nella loro nota stampa, tempi lunghi per lo sgombro, la valutazione dei danni, compreso alcune frane e cedimenti, da mettere in sicurezza e il ripristino del normale transito di queste strade, sulle quali gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione rispettando la segnaletica di pericolo collocata dal personale del libero consorzio di Agrigento.